Andiamo avanti, Bustiano Composto. Scusate se mi sono allungato un po'. Allora, io non mi dia poter a ripetere, però qualche concetto la deve ripetere che è necessario. Come non dobbiamo esporre noi di fronte a un problema, come scusti? E noi non dobbiamo esporre di fronte a un problema come che siamo un capo di Stato, cioè come che su parere nostro siete decisivo non per noi personalmente, ma per una collettività. Cioè, una collettività che possiamo immaginare minore o larga, possiamo immaginare per Marinvezzi, la possiamo allargare a sa provincia, la possiamo allargare a tutto la Sardegna. E tanto quando si presenta un problema, io devo comprendere e devo decidere. Prima devo comprendere il problema e poi devo decidere. Assestato che io rappresento, questa cosa conveniti o non conveniti, è compatibile o non è compatibile, è accettabile o non è accettabile, può essere pure compatibile ma non accettabile. Bene, è chiaro che questo progetto che non è progetto da Oras, deciso da Atere, io l'ho definito una umiliazione e Gai entro in questa categoria lo torna a ponere, entro questa categoria di umiliazione. Intanto che qualcuno ha deciso da Oras che questo tipo di interventi che sono privati rivestono il carattere pubblico, come che siete un ente pubblico al facere, e poi che li si è definito strategico e quindi nessuno praticamente si può realmente opporre, se non è proprio che in questo che abbiamo nato un'arma più potente, questa dessa ostilità ambientale. Nessuna impresa e nessuna iniziativa industriale ha nata da innanzi se noi siamo in grado di esprimere una giusta e potente e forte ostilità ambientale. E in questo caso è proprio di hackere, prima di tutto che verso umiliazione e poi che andiamo a vedere sul progetto, sul rapporto che veste tra chi è proponente e chi è praticamente deve rispondere alla sua proposta, è un rapporto impari, cioè uno che decidi che tu esesi una risorsa che esiste solo che servita a essa, che servita a produrre energia e quindi a produrre un profitto, insomma, che poi è supposto che interessa la sua impresa. E non è sul rapporto di umiliazione. Sul rapporto di umiliazione è sul fatto che questa risorsa viene considerata una risorsa tipo del terzo mondo, tipo sul rapporto che veste per esempio tra gente energetico o francese che sono Niger, cioè in un bambino salminiera dell'uranio, sono che sono in uranio praticamente è una materia che serve, ma siccome in un luogo o deve usare come terapia, come colonia, come lo può sfruttare, quindi il rapporto è un rapporto di sudditanza, io so gente chi decido e tu, siccome non sei in questa condizione di reagire, devi stare a suo capo deciso io. Questo è il suo rapporto, questa è umiliazione, questa è umiliazione che non va qualcuno che decide potene, tu è collettività che possiedi su bene più valoroso, è evidente che andando a leggere questo progetto, questa spalla girano solo in questa posizione o in una posizione similare, che non è che basta che vi sia su vento, non è de gai, su vento deve essere a una certa velocità, che se è troppo su vento la spalla gira troppo e la deve frenare e la deve fermare, se su vento è spacco la produzione è bassa e non paccano manco l'impianto, cioè quindi questo vento che sta in questo non bene, de valore metamanno. E quindi non potete spiccato come un bene da essere rapinato, può produrre poi profitto e guadagno a chi pone semplicemente l'impianto. Cioè, capite bene, questo impianto, se lo pone in piazza Navona, non fa che nulla.
posto in cui genera energia, tanto non è su valore vero. Esti su impianto o esti su bene, che sono matessi chiamano giacimento, guardate bene, lo chiamano giacimento, e non solo, ma sono allegato, l'ha parlato pure l'altra via, è chiaro che lo definano i solmatessi uno bene che appartiene a questa collettività e che quindi la collettività si aspetta in qualche maniera di dare un risultato, cioè di dare un benessere evidente, però non illusorio. Questo non spiega un pure in giro, e se andate a vedere la griglia di su via, intanto è il fatto che questa griglia di valore assoluto, discrezionale però, cioè e nel posto questo valore sia in positivo o in negativo, in maniera che non si comprende che queste l'origine del suo valore assoluto. Come te a stabilire che sul turismo, per esempio, una risorsa illusoria, che non penso che i turisti chiedono in Sardegna, bene, in Sardegna non proibire sono ragazze o proibire i tennisco alle spiagge, no, bene, in Sardegna proibire la spalla al girante. Ma può sparare che questa sia una cosa che noi potremmo accettare. Beh, a questo gli dà una punteggio Kimbe. Gli dà una punteggio Kimbe, quindi te succede, siccome non ti insegno più, hanno a compensare il valore negativo che è nato da essere a risorse consumate, tipo l'ambiente, tipo il territorio. Oppure sul danno che potete fare a su questa terra, condivido, sul cannato, sul probano, cioè che noi la risorsa pulmana che non è stata data da questa natura e da chi è stato prima di noi in questa terra, che l'ha scritta a conservare, è una risorsa che devono valorizzare, e invece poi arriva un decreto legge, semplicemente una legge sblocca Italia, come è chiamata, che decide di tutto canto sopra di noi. E badate bene, no, che a bella una parentesi non decide solo questo, badate bene che dai no che entro questo mese o massima sacchita che entrata decide sul deposito se è scoria nucleare, decide su per se scoria nucleare. E badate bene che in cui pure il bilettaire è l'arma delicata, potentissima il bilettaire, potentissima, su ricatto sono sposto al travaglio, adesso fatto chi non fa che nulla, chi non è vero, eccetera, eccetera e così via. Però se non batta ostilità ambientale, che per fortuna abbiamo scritto dimostrare e che abbiamo respinto che in un referendum su fatto che prima queriamo ponere la centrale, come non scherziamo paura della scoria, noi abbiamo fatto tutto ciò che siamo riusciti a fare, ma siamo tornati a mobilitare sul comitato esattamente per essere pronti a rispondere se per caso questo decidi, malauguratamente che in conquistoro la IAN già deciso, la IAN, cioè la Sardegna si presta, sta a largo dai noi, sì, che cosa capita, insomma si tornano a bidere e noi non stiamo in loco nostro tranquillo e contento. Io quindi poi a Polesso il supervedo collettivo di questa ida una risposta degna, chiara. Cioè non devo poter andare tanto a spiluccare si batta differenza tra l'amministrazione, la popolazione eccetera eccetera, su chi è il deleghere è sudato grosso, collettivo, cioè oggi dai questa sala e te babbesito una risposta di dignità, no, questa cosa a noi non nos anna bene, e noi sappiamo tutto il che è possibile, sia l'amministrazione sia assente, pronare questa cosa non fanno bene, ma non solo non fanno bene, scusa, ma non fanno bene tutto il che non si presentate in questa forma, ma tanto questo capo di Stato è contrario a queste energie eoliche o a queste energie alternative, i tennisco termodinamica e tutto, la forma che vi sono, ma va. Ma voi pensate davvero che questo capo di Stato che gli ha gallo mantenere la lotta sulla centrale a carbone? Oppure la centrale termoelettrica? Cioè che è vero che l'impatto magari ambientale, capo voi che sono pure a largo, non la vediamo su, l'impatto a Sosocroso
è il de manco, è scrado questo che è il de gai, però su chi non si dete, a biasa e speonde su chi si dete. Cioè, va centrale se chi non sono a che ne aerosol non si die de nanoparticelle. Noi scusate seguito questa trasmissione di Leonardo, la teradie che bitti in TG3. Poi scrivete sono nanoparticelle e in un ben quinto non riescono a essere metabolizzate e intro chiaramente sono specie di bomba, che poi noi giriamo già intorno e vediamo su parenti, amici, conoscenti che sono malati, ma non è senza sviluppare l'allorica che lo usate in malaidato. Dai qualche cosa e venita questo ammaloramento. E tanto noi capo di Stato sul problema non lo dobbiamo esponnere, non lo dobbiamo esponnere che forma di energia hanno generato in maniera tale che sia compatibile che solo che non viviamo, che sia compatibile che sia terra, che non consuma in terra, che non consuma in ambiente, ma assai ne amo a dever decidere, ma l'importante è che siamo noi che decidiamo, che noi siamo in grado di valutare quanto vale sul panorama, quanto vale l'ambiente, quanto vale sul terreno, noi sì, che in questo terreno viviamo e che questo terreno è il nostro. Questo è il problema. Noi siamo toccando capo di Stato e in base a questo noi siamo a dever decidere, ma sicuramente, come ripeto sempre sul cannato sul probano, quando non ti spingono un caddo a intro ed uomo è probabile che vi sia in intro quattro pontos a bessire e su caddo non fitto un caddo ma un'invasione del suo territorio nostro, questa distruzione che non è da innanzi. Quindi noi scolliamo su dato de oggi. Questa collettività ti ha mostrato di riuscire a collaborare tra l'azienda e l'amministrazione. Questo è un dato importante. Che la stessa soluzione. Ma no, come schimo scusto? Questa vaina non fanno bene. Questa vaina non bisogna manco. Lo stermine come può la ragionare. Quindi chi è avuto su caldo che lo torna da spingere, può piagare, non può callargli.